Ci facciamo da garante, ma solo per chi si comporta bene. Pensate che questa persona qui non ha solo il proprio lavoro, ma arrotonda facendo un secondo lavoro, per cui ha sempre pagato l'affitto, mantiene i figli in maniera dignitosa. Queste sono le persone che vogliamo aiutare. Stiano lontani da noi chi non paga l'affitto e chi non vuole andare a lavorare. Ed è per questo che il sindaco di Conegliano, Fabio Chies, è intervenuto per fermare uno sfratto che coinvolge una famiglia con 3 figli minori di 8, 13 e 16 anni. Grazie alla mediazione del primo cittadino, la famiglia è riuscita ad arrivare ad una sospensione fino al 29 settembre per consentire la ricerca di un nuovo alloggio. La famiglia vive in zona Grava ed è composta da un operaio residente in Italia da 20 anni, dalla moglie con problemi di salute e dai 3 figli che frequentano la scuola. Non si tratta di uno sfratto per morosità, il contratto di affitto è semplicemente scaduto e i proprietari hanno chiesto il rientro dell'abitazione. La situazione era grave, nel senso che la famiglia ha 3 figli, lui è un lavoratore, hanno sempre pagato, e questa è la cosa che ci interessava di capire, ha sempre pagato l'affitto, per cui parlando anche col proprietario la questione riguardava proprio la necessità del proprietario di riavere giustamente il proprio immobile, ma ci trovavamo nella situazione in cui questa persona e la sua famiglia si sarebbero trovati su una strada. Abbiamo deciso di intervenire come comune per farci da garante rispetto al proprietario, per allungare i tempi di almeno 3 mesi e riuscire a trovare una soluzione che preveda comunque il pagamento in un alloggio normale nel mercato libero, però penso fosse un dovere dell'amministrazione di farsi garante. Nonostante un lavoro stabile e la disponibilità del datore di lavoro come garante, la ricerca di una casa si è rivelata finora complessa, un caso che riaccende anche il tema dell'accesso all'edilizia pubblica. L'assegnazione va sempre in graduatoria, nessuno salta le graduatorie, questo è quello che noi abbiamo sempre portato avanti, le case vanno a chi ha diritto e soprattutto anche a chi è sempre risieduto sul territorio, come dicono i nostri regolamenti, però questa persona non chiede una casa popolare, chiede solamente di poter cercare un affitto da poter pagare, è difficile da trovare perché il territorio conegliano è un territorio dove le case sono tutte occupate, abbiamo un aumento di abitanti di 1000 abitanti negli ultimi 3 anni, però vanno date risposte.